visto che gli artigiani, i nostri artigiani, nella storia hanno risolto empiricamente problemi scientifici che poi sono anche di una certa entità. E per esempio riuscire a risolvere il problema della circolazione in una città con delle barche anche imponenti, in una città che ha dei canali larghi 2-3 metri, impone una capacità immaginativa e una capacità di risolvere problemi tecnici non indifferente. Nel Cinquecento poi si è scatenato chiaramente il dibattito, no? Se fino a quel momento le galee, per esempio, si costruivano esclusivamente con l'uso del sesto e c'erano dei capi mastri abilissimi nel disegno, ma che non avevano una scuola se non quella dell'appresa in cantiere, nel 1530 arriva un umanista, tale Vettor Fausto, che citando fonti dotte cerca di imporre ai carpentieri, alla Serenissima da un lato e ai carpentieri dall'altro, il suo progetto per una quinqueremi, cioè una galea a 5 ordini di remi, portando tutta una serie di testimonianze, di teorie a suo favore. Chiaramente, siccome era stata la Repubblica a chiedere anche poi che venisse realizzata questa barca viene fatta e messa alla prova dei fatti, farà una gara con un'altra galea da San Nicolò a Malamocco e non uscirà così brillantemente da questa prova. Ecco, quindi ancora per un paio di secoli almeno i carpentieri avranno la meglio sui progettisti. Ecco, mentre importante nel dibattito, in qualche modo scientifico, è stato quello che Cristoforo Canà nel 1500, a metà del 1500 ha messo anche sulla carta e che ha portato poi a quello che vi accennavo prima, cioè al passaggio tra un tipo di voga alla sensile e quello alla voga allo scaloccio. Ripeto, è stata una rivoluzione per quei tempi, è stato molto, molto importante, ma non siamo distanti da problemi scientifici quando pensiamo che nel 1593 viene scomodato addirittura Galileo Galileo, al quale viene chiesto come e dove porre i remi per le galee. Galileo, che più di tanto si vede non gli interessava il problema, comunque non l'ha approfondito secondo me fino in fondo, ma ha dato delle indicazioni che restano nella storia tuttora, e il dubbio, ponendo questo problema. Siccome il remo agisce come leva non su un elemento stabile come la terra, ma su un elemento fluido, l'acqua, passa costantemente dall'essere una leva di primo a una leva di secondo grado, perché nel momento in cui l'acqua si muove non ha più un punto di appoggio stabile e quindi in quel momento non è più una leva di primo grado ma di secondo grado. Quindi questo, il problema delle leve è un problema che ci ritroviamo a dover affrontare tutt'oggi. Mi dispiace non le foto, ma sappiamo benissimo, i nostri amici regattanti l'hanno vissuto, lo vivono sulla pelle, il problema delle leve, quando decidono di usare una forcola in acqua, più o meno in acqua, come questa,
questa è una forcola da prua, da regata in acqua rispetto al fianco della barca, e questo spostamento è stato pensato negli anni 50 per aumentare il braccio di leva, appunto. Ecco, e dopodiché ci sono problemi anche con l'idrodinamica. Se la gondola è una imbarcazione perfetta per vogare ad un remo, perché per le sue linee, per come è fatta, è assolutamente perfetta, per la voga a due remi crea dei problemi di idrodinamica. Allora si è visto che spostando i pesi in avanti questo può essere in qualche modo risolto, e quindi le forcole vengono fatte tutte protese in avanti per spostare il baricentro della barca e migliorare l'idrodinamica. No, questa è in fuori, questa è spostata in avanti. Ecco, nelle forcole, specialmente nelle forcole da prua, in detta veneziano c'è un casino, perché bisogna farle in fuori e anche in avanti, e quindi diventano degli oggetti particolarmente complessi, e che noi costruiamo sempre basandoci sull'empiria e non sulla scienza. Dobbiamo sapere che il morso dovrà cadere in quel determinato posto dello spazio, però non abbiamo le barche lì per verificarlo costantemente, e quindi dobbiamo crearci noi dei riferimenti, farci l'occhio, fare degli sbagli e crescere insieme ai regattanti e ai gondolieri, che sono i nostri migliori collaboratori, e viceversa.